4 settembre vede l'ago Indipendenza Veneta. Con noi Giulio Maria Turco, al quale chiedo, ok, il movimento Indipendenza Veneta è da 2 anni che esiste, sta facendo dei passi da gigante. È stata creata una piattaforma, il Veneto Decida. Ci spieghi? Sì, il Veneto Decida è una piattaforma, o meglio è un'unione tra diversi movimenti, associazioni, ma anche veneti che vogliono raggiungere l'obiettivo comune, che è quello dell'indipendenza del Veneto. L'obiettivo dell'indipendenza del Veneto, adesso il 17 settembre la Regione Veneto andrà a votare la 342, è stato raggiunto grazie a un nutrito gruppo di veneti che si sono uniti per andare a formare delle associazioni, dei movimenti, dei partiti politici che hanno voluto unirsi per dare voce ad un unico movimento chiamato appunto il Veneto Decida, che non solo unisce quei veneti che vogliono andare al referendum, ma unisce anche quei veneti che vorrebbero votare no al referendum, perché il referendum è la massima espressione di democrazia e a questo referendum sono chiamati a votare sia i cittadini veneti che vogliono votare l'indipendenza del Veneto, ma anche quelli che vogliono esprimere il loro voto negativo. Quindi pian piano l'indipendenza del Veneto si può fare. Assolutamente sì, e ne sono consapevoli tutti. Lunedì abbiamo incontrato Zaia, sono tutti entusiasti del lavoro svolto da Indipendenza Veneta, ma soprattutto da questa nuova piattaforma che è il Veneto Decida, che dà voce non solo a Indipendenza Veneta, ma anche a tutti gli altri movimenti, a tutti gli altri partiti politici che vogliono raggiungere il referendum. Grazie, grazie a Giulio Maria.